è la testa del maiale, guarda che specialità, le famose frittole. Salame, provola e olive e uova alla cocca. Poi il vino ce l'abbiamo. Questa l'abbiamo intitolata la butia del vino, cioè in pratica dove si vendeva il vino. Dove si vendeva il vino si degustavano anche tutta una serie di prodotti. Noi abbiamo scelto l'uovo alla cocca, il salame, la provola, le olive. Ora facciamo pure la salsiccia arrosto. Quella per chiudere. Si chiama l'uovo sudato Per perché Rosa in primis. si fa nella brace calda, nella cenere calda. Questo è il risultato finale. Si aggiunge un pochettino di sale e una frisella di pane duro. Io da piccolo mia mamma lo faceva. E la particolarità quando suda l'uovo all'esterno è buono. Ceci, allora la sera si mettono in ammollo, la mattina si sciacquano per bene, poi si fa un buon soffritto con sedano, carote e cipolle, olio buono d'oliva, quello nostro, e dopo si fanno cuocere. Poi arrivo io e me le faccio. Piatto speciale, in un Buonissimo. luogo speciale. Piraino. Assolutamente sì, i ceci ormai sono una tradizione del nostro paese presepe, è uno dei piatti tipici, buonissimo, ringraziamo la signora Antonella e tutte quante che si prodigano ogni anno per regalarci queste delizie. Anche gli altri prodotti sono buoni. E qua c'è anche il pane duro, quindi, Pane duro con ceci, che una volta non si buttava nulla. niente. Si raccoglievano anche le bricioline nel forno e si mettevano in un cesto e la mattina si mangiava con il latte, con i legumi. Le famose frittole, quelle che ti dicevo. Oh, guardate le frittole. Chi ci parla delle frittole, come si preparano? Codenna, piede di maiale, la testa, e il muso, tutto si fa bollire, si lavano, si toglie se c'è qualche peletto, poi si fa bollire. Se li mangia sempre. E poi se li mangia sempre sì. E allora sì, no, restate a gustare anche le frittole. Assolutamente sì. Se ne mangia tutti insieme. Avete preparato tutte le mini particolari, tante possibilità di gustare i prodotti tipici. Ci sono il reparto dei fagioli, sulla ricotta fresca, adesso andiamo dove c'è la zucca anche, poi andiamo alle frittelle e poi ai maccheroni. Ma cosa ha preparato di buono? La bella ricotta. Questa è solo ricotta, senza formaggio dolce, solo ricotta, finissima e dolce, buona. Ho intrapreso anch'io questa strada perché comunque ho molta passione sin da piccolo e proseguo a fare anch'io la ricotta. Una bella zucca rossa. Questa zucca viene tagliata, suddivisa a fettine, poi fritta e servita su una fetta di pane. Una bella fetta di zucca con pane casereccio. Bisogna girarla, quindi Certo. quanti minuti di frittura? Qualche minuto per lato. E poi la appoggiamo sul pane. Sulla bruschetta, sì, sulla fettina di pane casereccio. I maccheroni fatti in casa, farina di semola, uova, olio e sale. Molto semplici come ingredienti, diciamo. Stiamo facendo delle frittelline con il pane fritto, faremo del pane fritto in pratica. Se lei vede la farina di semola impastata insieme ad acqua e poi delle erbette aromatiche tipiche del passato. Cosa abbiamo in questo bicchiere? Il canarino. Come viene preparato? Si mettono a bollire le bucce del limone e le foglie di alloro essiccato. È un ottimo digestivo.
siamo a Pirano, precisamente nella possessione dei cestai.